Traffico di esseri umani, veri e propri omicidi di migranti gettati in mare perché cristiani. Siamo davvero allo sbando, commenta il governatore del Veneto e candidato presidente Luca Zaia. Un esodo senza sosta, con tante troppe ombre e al quale il governo ha offerto come unica soluzione delle nuove tendopoli, ma senza controlli adeguati, si chiede Zaia, che sicurezze possiamo dare ai cittadini e a queste persone, che prospettiva o che dignità possiamo offrire in una tenda raffazzonata. Leggo di torture e omicidi, prosegue Zaia commentando il fermo di 12 scafisti, ma ascolto solo proposte inaccettabili. È ora di cambiare strategia, puntare il dito verso l'immobilismo dell'Europa e finanziare solo politiche che vadano nella direzione di sostenere queste persone nel loro paese d'origine. Zaia sottolinea inoltre la gravità delle rivelazioni del Daily Telegraph, secondo cui Triton non sarebbe più ormai un'operazione umanitaria, ma uno strumento delle reti criminali per gestire i flussi di migranti, se fosse davvero provato che i trafficanti di uomini avvisano dal Nord Africa le autorità italiane della partenza dei barconi, fornendoli di poco carburante, sapendo che poi i migranti saranno comunque recuperati. Bisogna intervenire subito e con decisione sulle coste libiche, conclude, e chiudere ogni porta d'accesso all'Italia. Trissino, ad esempio, se la ricordo così.